Buonasera a tutti, saremo velocissimi, lapidari per dare spazio innanzitutto ai relatori e poi ai tenores. Io ho affrontato questo richiamo, chiamiamolo così, dopo 20 anni con due sensazioni, due sentimenti che sono opposti. Una, chiaramente mi sono ricordato di quando 20 anni fa siamo andati a Parigi, su chiaramente iniziativa della provincia si era fatta questa richiesta del riconoscimento dei tenores come bene immateriale dell'umanità all'UNESCO. E lì ci eravamo divisi in due gruppi perché contemporaneamente una con l'allora presidente Francesco Luccheri andava a parlare col comitato economico-finanziario e una che era condotta da me come assessore alla cultura, che invece doveva affrontare il comitato che si occupava di cultura dell'UNESCO. C'erano con noi, mi ricordo, Mario Stida, sindaco di Nuoro, c'era Tonino Cuino, sindaco di Fonni, forse anche qualche altro amministratore che adesso non mi ricordo. Era stata un'esperienza bellissima anche perché poi aveva portato i frutti al riconoscimento del canto a tenore come bene immateriale dell'umanità. Dov'è il sentimento contrastante? Torniamo carichi, innanzitutto del riconoscimento e anche di quella che sarebbe stata l'evoluzione. Ora devo dire che a distanza di 20 anni forse i risultati non sono stati quelli che ci auguravamo, non c'è nessun atteggiamento né processuale né inquisitorio, sono successe tante di quelle cose, penso al fatto del decremento demografico, della denatalità, della mancanza di giovani, ma è cambiato un po' l'aspetto culturale. Allora si entrava in determinati comuni, nei bar, nei silleri, e c'era il cantatenore spontaneo. Questa è un po' diminuita. Secondo me bisogna in un modo o nell'altro, magari d'intesa proprio con queste associazioni, cercare qual è il modo per rivitalizzare il tutto. Il fatto che il presidente della provincia sia il sindaco di Bitti e quindi di un comune che tiene altissimo questo canto, credo che sarà per noi una garanzia. Grazie al presidente del MAN, intanto buonasera a tutti, porto con grande felicità i saluti per l'inizio di questo circuito, di questo percorso che mette al centro dell'attenzione il canto a tenore a 20 anni dal riconoscimento dell'UNESCO. Parlare di cultura a Nuoro non è mai semplice, però in questo caso mi sento molto a mio agio perché, come ha detto bene Tonino, arrivando da Bitti, chiaramente il canto a tenore lo sentiamo forte e siamo ancorati davvero a quella tradizione. A volte anche un po' come immagine, il comune di Bitti è associato al cantatenore, o addirittura al contrario, il cantatenore è associato al comune di Bitti, ma la realtà è poi che la provincia di Nuoro, e non solo la provincia di Nuoro, ma una buona parte della Sardegna vede il canto a tenore come una delle espressioni di arte e di musica più presenti e radicate appunto nel territorio. A me fa piacere che Tonino abbia ricordato quei momenti. Protagonista assoluto sicuramente in quel momento era il presidente della provincia, Francesco Luccheri, a cui io oggi voglio che arrivi il nostro ringraziamento per la grande opera che ha fatto, perché se è vero che magari i risultati dopo 20 anni non erano quelli attesi, penso anche che senza quel riconoscimento noi oggi parleremo molto meno del cantatenore di quanto invece stiamo facendo, con grandi sforzi, con difficoltà, col problema del ricambio generazionale, con la difficoltà nel vedere il canto a tenore anche in modo spontaneo cantato nei paesi, ma quel riconoscimento ha tenuto vivo lo studio, il confronto, l'attenzione e ha anche un po' nobilitato quel canto, perché è vero che è un canto popolare, ma è un canto che anche nella sua composizione, nella sua esibizione è così complesso, tant'è che non è che chiunque si può mettere a cantare a tenore, no?
Un cantatore a tenore lo si riconosce dopo 2 battute: tu potes cantare, l'altro non pote cantare. È un canto molto selettivo, anche molto duro nella selezione. Ecco perché è così difficile comporre dei gruppi di canto a tenore, però quel riconoscimento lo ha nobilitato e gli ha dato quella attenzione che magari fino ad allora non aveva. Ecco perché è importante celebrare i 20 anni da quel momento, e la Regione lo ha fatto riconoscendo alla provincia di Nuoro un finanziamento di 94.000 euro. Non sono tanti per organizzare molte iniziative, però il canto a tenore è anche una di quelle forme di canto che si può fare senza troppe risorse. L'abbiamo dovuto fare molto in fretta perché ce li hanno assegnati a novembre per realizzare tutto entro dicembre, quindi se qualche difficoltà abbiamo avuto anche sul piano comunicativo è un po' legato a questo, ma sono certo che i prossimi appuntamenti saranno ancora più partecipati. Quindi davvero io ringrazio il MAN per questa splendida collaborazione, ringrazio i cantori che sono i veri protagonisti, sono loro, perché c'è una cosa che non si sa e che poco si conosce, che dietro al canto a tenore c'è molto sacrificio, perché non è un canto che si può praticare così solo ogni tanto. Se si vuole tenere in piedi un gruppo ci vuole costanza, ci vuole continuità, ci vuole anche una certa serietà. Quindi loro sono i veri protagonisti, e con loro le 2 associazioni che raggruppano tutti i gruppi di canto a tenore, che sono ancora tanti, nonostante le difficoltà sono ancora tanti, e queste associazioni stanno svolgendo un grande lavoro assieme all'ISRE di raccordo, di sensibilizzazione, di valorizzazione del canto a tenore. Sono d'accordo col Presidente, quindi io raccolgo l'invito, ce ne dobbiamo occupare di più. Anche la provincia, che è stata spogliata in quest'ultimo decennio di ogni competenza in ambito culturale, ma nessuno ci può togliere il diritto di valorizzare le nostre peculiarità, il nostro patrimonio artistico, culturale. Stiamo riprendendo a farlo, dobbiamo avere più coraggio, più forza e sostenere chi davvero dedica. Adesso vedo qua Bustiano Piloso, è difficile non citarlo, però dedica gran parte del suo tempo libero e anche di quello che dovrebbe impegnare peraltro per tenere viva la fiammella del canto a tenore nel nostro territorio e in tutta la Sardegna. Quindi scusatemi se mi sono dilungato un po', però auguro davvero a tutti buona serata e l'invito a partecipare poi a tutti gli appuntamenti che sono previsti in questo programma. Grazie Presidente Rocca e Presidente Giuseppe Ciccolini, e possiamo anche iniziare subito con le relazioni, perché come già è stato anticipato questo incontro, questo primo appuntamento di tutta una serie di attività, come diceva bene il Presidente Ciccolini, che si svilupperanno per significare questo riconoscimento, questo passaggio di tempo dei 20 anni, e questo primo incontro avrà questo doppio registro, quello dell'approfondimento, quindi con 3 interventi, e poi naturalmente con le 5 formazioni che vedrete appunto nel programma di sala, che si alterneranno per offrirci insomma la particolarità, la caratteristica, la realtà, la ricchezza di ciascuno dei canti che avremo modo di ascoltare. Per cui prego subito la dottoressa Serreli, che ci porterà appunto in questi itinerari culturali materiali e immateriali, così dice la sua relazione, per un turismo durabile. E a lei, dottoressa, prego. Intanto buonasera a tutti e a tutte, soprattutto ringrazio il Presidente della Provincia, il Presidente Ciccolini e il Presidente Rocca per aver accolto anche l'Università di Nuoro. Io sono uno dei docenti dell'Università di Nuoro e credo, proprio perché non ho molte conoscenze del canto a tenore, penso che l'invito sia stato l'invito appunto a fare una sintesi di quello che... Va bene? No, perché sì, forse meglio, perché questo è troppo alto. Allora, sì. Allora, dicevo che l'invito che è stato fatto a me come docente appunto
dell'Università di Sassari e in particolare l'Università di Nuoro è proprio legata al fatto che ci occupiamo di itinerari culturali. E quindi quindi ringrazio anche tutti i cantori, perché penso che la Sardegna, attraverso i tenori e il cantos a tenores, abbia una delle culture intergenerazionali. E quindi questo ci aiuta a pensare alla Sardegna non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. Quindi sono molto felice di essere qua, perché sarà per me anche un momento di apprendimento. Proprio questi giorni che studiavo con gli studenti la cultura della transumanza, anch'essa patrimonio dell'UNESCO, uno dei video più importanti che gli studenti hanno portato è proprio quello di alcuni, adesso se mi chiedete quali tenores non ve lo so dire, ma ci sono state appunto dei racconti che sono stati fatti dagli studenti grazie appunto a questi canti. E come Università appunto di Nuoro stiamo lavorando proprio per capire che cosa sono gli itinerari culturali, perché in Sardegna ne abbiamo tanti. Quindi dico sempre agli studenti: non si tratta di costruire sentieri, ma costruire itinerari che vanno progettati, perché in qualche modo stiamo prefigurando un futuro possibile appunto di queste culture. E proprio perché lavoriamo sulla cultura della transumanza, essendo patrimonio dell'UNESCO, ci chiediamo qual è il messaggio che la transumanza ci dà, non solo per ripercorrere gli antichi mestieri, perché abbiamo un'eredità molto importante. Quindi proprio all'Università di Nuoro gli studenti che frequentano questa sede, in particolare in via Salaris, ma anche i colleghi che sono in scienze forestali, ci chiediamo che cosa proiettiamo nel futuro come generazione, che a partire dalla transumanza si muove invece per creare dei futuri possibili. E allora ci imbattiamo sempre sulla parola turismo. E quindi proprio ieri con loro parlavamo di questo. Che cosa è il turismo durabile? Perché nessuno di noi docenti vuole che si usi la parola sostenibile. E abbiamo detto che durabile in realtà risponde alla domanda: che cosa facciamo noi e che cosa fa la nostra generazione per mantenere questa eredità? E quindi che cosa significa progettare? E allora c'è dietro questa parola progettare proprio il senso etimologico della parola, che è gettare in avanti una prospettiva. E quindi quando pensiamo di attirare i turisti, io dico sempre agli studenti, prima di attirarli dobbiamo capire che cosa progettiamo per noi con la transumanza. Abbiamo sentito molte testimonianze, lavoriamo moltissimo nel territorio, quindi facciamo dei laboratori. Ultimamente eravamo ad Esulo e ad Arizzo, abbiamo ovviamente un lavoro importante con la provincia di Nuoro, che ci vede collaborare anche con l'ISRE. Quindi lavoriamo con un patrimonio di risorse, perché su questi temi, grazie anche all'UNESCO, abbiamo la possibilità anche come università di coinvolgere diversi esperti, ma soprattutto di coinvolgere gli studenti nel territorio. E per una specie di retorica sul turismo continuiamo a pensare agli altri. E poi i territori, appunto, come abbiamo avuto modo di pensare in diverse appunto attività di ricerca, il territorio viene descritto come un territorio fragile, che si sta impoverendo, che sta perdendo appunto molte delle scuole. E quindi prima di progettare itinerari stiamo pensando di progettare di nuovo il nostro territorio con la possibilità di renderlo contemporaneo. Quindi va bene che i mestieri dei nostri nonni, della generazione precedente, sono la nostra base, ma non stiamo probabilmente esprimendo una progettualità che ci porta appunto a difenderli e quindi anche a reinventarli. In realtà nel territorio, e grazie anche al fatto che Nuoro ha l'università, stiamo scoprendo che ci sono invece molti mestieri nuovi che partono proprio dalla tradizione. Quindi abbiamo incontrato mestieri legati all'arte, abbiamo scoperto appunto che ci sono ancora ragazzi che fanno la transumanza con i loro genitori e che stanno proponendo ai loro compagni uno stile di vita anche
che consente loro di conoscere il territorio, quindi invitano anche i loro compagni di scuola, quindi il territorio in realtà non è così distante come lo vediamo in situazioni. Io insegno anche ad Alghero, vi dico, ad Alghero il territorio è scomparso perché siamo focalizzati su una idea di turismo che non è quella appunto che penso vogliamo perseguire. Quindi il progetto con gli studenti per noi è diventato appunto uno strumento di conoscenza, uno strumento che vogliamo continuare ad esplorare, rafforzando l'università nel territorio. E proprio grazie al fatto che stiamo lavorando anche sulle nuove norme che riguardano la montagna, pensiamo che grazie all'università qui a Nuoro e l'università che si sposta nel territorio si possa ancora parlare di progetti per un abitare migliore, non solo per un abitare turistico durevole, perché è proprio questo il punto. Nel voler perpetuare questa tradizione siamo diventati un po' retorici, abbiamo scritto numerosi volumi, però il territorio è sempre ancora definito fragile. Allora gli studenti hanno chiesto, e quindi per questo io appunto la provincia ha stimolato questo progetto che si chiama Via Patrimonia, proprio per recuperare questo senso. Gli studenti chiedono proprio come mettere a sistema i saperi, i rituali, come cercare appunto di creare attraverso queste sedimentazioni idee nuove. Non c'è per me una risposta, perché non c'è un modello ovviamente da attivare, e quello che per noi è importante è spostare il sapere, spostare le centralità del sapere dell'università anche da altre parti, oltre a Via Salaris, oltre appunto alla sede della nostra università non mi ricordo come si chiama, che è di Nuoro, l'Università in Scienze Forestali è appunto in un'altra sede. Allora stiamo proprio lavorando assieme perché anche ad Arizzo, anche a Fonni, anche ad Esulo ci siano dei presidi che parlano di università, in modo che non sia solo un racconto e che gli studenti possano invece pensare questo apparato appunto di conoscenze anche all'interno delle loro famiglie e appunto del territorio in generale. Quindi io vorrei anche chiedervi quanti di voi sanno che qui a Nuoro c'è l'università. Tutti sappiamo che c'è l'università, eppure ci sono pochissimi studenti. Allora, nei paesi non si sa che c'è l'università qui. Gli studenti, noi abbiamo fatto moltissimi laboratori, gli studenti non sanno che c'è l'università qua e hanno invece i contenuti di cui vuole parlare l'università e con i quali vuole progettare l'università. Allora, io ho accettato questo incontro, anche se ovviamente qui parliamo, e qui c'è Marco che mi seguirà, parliamo di una cultura che conosco poco, che conosco in quanto sarda, però ho accettato di venire qua proprio per dirvi che abbiamo bisogno di tutti voi per mantenere l'università qua, perché noi docenti la stiamo difendendo ogni giorno, così come gli pochi studenti che abbiamo, e l'università è fatta per i grandi numeri e quindi qui rischiamo di farla scomparire. Quindi sono venuta qui a dare soprattutto questo messaggio e a dirvi che gli studenti che abbiamo sono speciali, sono molto speciali, perché hanno questa consapevolezza che il territorio è un'energia per lo sviluppo futuro. Poi saranno gli economisti, saranno altre figure, e quindi penso che una delle energie arrivi anche appunto da questa cultura intergenerazionale che è quella appunto del canto sa tenore. Grazie, Marco sarà sicuramente più esplicito di me. L'ha anticipato proprio la dottoressa Serrelli, il professor Marco Luzzu, quindi la visione e la relazione dell'etnomusicologo, visto che è professore di etnomusicologia all'Università di Cagliari. Prego, professore. Grazie mille. Sulla fiducia cercherò di non deludere. Intanto buonasera a tutti e tutte, ringrazio la provincia di Nuoro e il presidente Ciccolini per l'invito. Allora, intanto mi piacerebbe iniziare ricordandoci tutti assieme che cosa stiamo celebrando, cosa sono questi 20 anni. Cioè il fatto che il 25 novembre 2005 il canto a tenore
come espressione della cultura pastorale sarda viene proclamato capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità, inserito in un programma che l'UNESCO aveva attivato nel 97 e che dopo pochi anni verrà abbandonato, perché c'era proprio un problema attorno a questa idea del capolavoro, del masterpiece in inglese, cioè l'idea che ci fossero dei beni, delle pratiche, che fossero dei capolavori rispetto ad altri, e quindi l'UNESCO abbandona quel programma e ne inaugura un altro nel 2008, che è quello della lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'umanità. Quindi non ci sono più dei capolavori, ma c'è una lista di patrimoni importanti. Tutti i beni che erano già stati riconosciuti nel programma precedente in automatico vengono inseriti in questa lista. Non so se vi è mai capitato, ma quando si cerca appunto cantatenore UNESCO anche sui social c'è sempre questa ambiguità 2005-2008, quindi insomma questi sono i due momenti fondamentali, è proprio un cambio anche di approccio da parte dell'UNESCO. Ma a parte queste cose tecniche, a me sembra di poter dire che appunto il riconoscimento UNESCO è il simbolo e l'ufficializzazione da parte di quella che è la più importante istituzione culturale internazionale dell'avvenuto processo di patrimonializzazione. Il Presidente Ciccolini parlava di nobilitazione, cioè essere iscritti in questa lista UNESCO è il punto più alto della patrimonializzazione. E patrimonializzazione in realtà è un concetto molto preciso che è stato sviluppato dagli antropologi, cioè ha un significato puntuale, cioè sono tutti quei discorsi, quelle pratiche, quei dispositivi istituzionali attraverso cui un bene culturale, un sapere, un'espressione artistica o un rito vengono riconosciuti e trasformati in patrimonio, cioè in qualcosa che ha un valore simbolico, un valore identitario, un valore politico, un valore economico. Cioè patrimonializzare vuol dire attribuire un valore, cioè una cosa e noi decidiamo che gli diamo un valore, che quella cosa vale qualcosa. Questo significa patrimonializzare. E in questo senso un patrimonio non è una cosa naturale, cioè non è che ci sono cose nel mondo che oggettivamente hanno un valore e altre che non ne hanno. È un processo che si costruisce, è anche connesso all'idea di tradizione, di cui noi spesso abbiamo un'idea sbagliata, cioè molti di noi sono abituati a pensare alla tradizione come un fardello che i nostri padri ci hanno lasciato, ci hanno riversato addosso e noi siamo obbligati a portare avanti questa cosa qui. In realtà non è così. La tradizione è proprio il contrario, siamo noi che guardiamo al passato, scegliamo alcune cose che per noi hanno un valore e quelle le consideriamo tradizione. Cioè i nostri nonni facevano un sacco di cose, cantavano a tenore, ma andavano in giro con l'asinello. Ecco, noi abbiamo scelto dal passato alcune cose, altre le abbiamo abbandonate. Ne abbiamo scelto alcune, a quelle abbiamo dato un valore e quelle le chiamiamo tradizione e quelle abbiamo patrimonializzato. Quindi c'è quest'idea insomma non di essere vittime di una roba che ci hanno lasciato e ci tocca portare avanti, ma qualcosa che noi scegliamo, guardando indietro e decidendo che quelle cose valgono, che quelle cose hanno un valore. Allora, per il canto a tenore appunto il riconoscimento nell'UNESCO è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, insomma è certamente un punto nodale in questo percorso. Ora con Bastiano Piloso, che parlerà dopo di me, ci siamo un po' divisi i compiti, nel senso che Bastiano ci racconterà cosa è successo negli ultimi 20 anni dal riconoscimento in poi. Io volevo un po' riflettere con voi su un altro aspetto, cioè anche prima del riconoscimento UNESCO è accaduto qualcosa in merito al valore che veniva attribuito al canto a tenore. E questo valore intanto non è omogeneo, non c'è in un periodo storico in cui tutti decidono che questa cosa vale o che questa cosa non vale, quindi cambia nel corso del tempo e cambia anche secondo nelle persone e si può fare, credo oggi, una piccola storia di come il valore attribuito al canto a tenore è cambiato nel corso del tempo. Torno indietro di qualche secolo, ma arrivo molto presto, non la farò troppo lunga, arrivo molto presto ai giorni nostri. Per esempio c'è stata una fase in Sardegna che inizia nella seconda metà del Settecento e va avanti per tutto l'Ottocento, direi sì nei primi almeno 20 anni del Novecento, per cui certe cose sarde avevano valore in quanto retaggio di un nobile passato della classicità. C'era un'idea evoluzionistica, c'era l'idea che le aree più arretrate o più conservative, c'era l'idea che tutto il mondo si evolvesse nella stessa maniera e quindi tu avevi, diciamo, quelli che erano più avanti di tutti, le grandi realtà urbane, europee, eccetera, e poi potevi trovare in quello stesso momento delle aree del mondo in cui si facevano delle cose che erano quello che a Londra, a Parigi si faceva secoli prima.
Allora inizia questa fase e le cose sarde, la lingua sarda, la musica sarda, ha un valore in quanto sarebbero la copia nella contemporaneità della nobiltà delle pratiche dell'antica Grecia, dell'antica Roma. Tantissimi autori hanno parlato in questo senso. Mi viene in mente, ma lo faceva ancora Giulio Fara nel Novecento, mi viene in mente Padre Bresciani nel 1850, uno dei primi a farlo è l'abate Matteo Madao. Abate gesuita, nato a Ozieri nel 1723 e nel 1787 pubblica un testo molto famoso che si intitola Le Armonie dei Sardi. L'Armonia dei Sardi è un'opera che ha proprio lo scopo di nobilitare la cultura, ma in particolare la lingua sarda, proprio in ragione della loro ascendenza greco-latina. E nel tentativo che fa Madao di nobilitare la lingua sarda, a un certo punto parla della lingua sarda e poi parla della poesia, perché la lingua sarda è anche espressione di poesia. E a un certo punto Madao si rende conto e dice: vabbè, ma questa poesia sarda che io vi sto raccontando e sto nobilitando non è poesia scritta, non è poesia declamata, recitata, è poesia cantata. E allora Madao ci inizia a parlare nella seconda parte del libro di come si metteva in musica la poesia sarda. E c'è questo passaggio che per chi si occupa di canto a tenore è molto conosciuto, è un italiano antico, ve lo provo a leggere. La poesia dei sardi va accompagnata da più armonie, cioè dal canto, dal ballo e dal suono dei musici strumenti. Nel capo di Logudoro, lui intende in realtà tutta la Sardegna centro-settentrionale, cantano i loro versi con consonanza di più voci, da greci poliodia chiamata. Ed è un'artificiosa unione di voci, alcune acute, altre gravi, tra loro compostamente accordate, in 4 parti distribuite, soprano, alto, tenore, basso, opposte l'una contro l'altra con esatta misura di tempo. Tal è la detta maniera di cantare nel detto capo della Sardegna, e nel sentire il concerto di soavi, nette e armoniche modulazioni di voci, tra loro accordate in questo canto, sembra che si senta un pieno contrappunto di musica. Madao parla del canto a 4, in realtà non parla di timbri gutturali, non sappiamo se fosse quello che oggi chiamiamo tenore, polifonia a 4 voci maschili di tradizione orale. Ne parla in termini positivi. E che cosa ci dice? Dai greci poliodia chiamata, cioè quello che noi sentiamo oggi in Sardegna è quella poliodia che già c'era nell'epoca dell'antica Grecia. Quindi il valore sta in questa cosa qui, no? Nel fatto che in Sardegna si è conservata, possiamo trovare ancora oggi le tracce di quella nobile arte che era appunto della classicità greca e romana. Poi c'è un altro approccio, che però in realtà è sempre negli stessi anni, sono cose dell'Ottocento, che è comune per esempio in molti viaggiatori. Sapete che noi abbiamo una lunga letteratura di viaggio, di viaggiatori che fanno il Grand Tour, che arrivano da diverse parti d'Europa, visitano la Sardegna e poi scrivono cronache, resoconti, racconti di viaggio. Lì l'approccio è spesso diverso, perché molti di questi viaggiatori arrivano con il pregiudizio, arrivano senza la capacità di capire la ricchezza della cultura sarda, arrivano a cercare l'esotico vicino a casa, no? La cultura del Grand Tour che si sviluppa nel Settecento, famoso il Grand Tour di Mozart, no? Che per diventare un vero uomo dovevi andare, girare, conoscere il mondo, eccetera. Allora non posso andare dall'altra parte del mondo, ma io posso trovare l'esotico, lo strano, già vicino a casa, già andando nel Mediterraneo. E sono tantissimi quelli che fanno così, e quindi esprimono un altro tipo di giudizio, che spesso è negativo, che è dettato dalla loro incapacità di capire cosa stavano ascoltando. Un esempio è Francesco Poggi, che nel 1897 pubblica un volumetto intitolato Usi natalizi, nuziali e funebri della Sardegna. A un certo punto parla degli usi nuziali, descrive i brindisi, che sono spesso appunto seguiti da esecuzioni di canto a tenore. Tra l'altro Poggi raccoglie informazioni in questa zona. Si tratta di una fonte, adesso vi leggerò, particolarmente interessante, perché tra le prime in cui il canto viene chiamato a tenore, noi abbiamo, non sono tantissime le fonti del canto a tenore, però viene descritto, anche Madao lo descriveva e chiaramente sta parlando di quella roba, ma non lo chiamano mai canto a tenore. Poggi 1897 è tra i primi e ci dice: i brindisi che fanno alla salute degli sposi sono molti e forse anche troppi, ogni convitato vuol dire la sua, e con quel popò di vino che tutti hanno in corpo ne dicono delle grosse e delle grasse. Dopo il discorso e i relativi applausi incomincia Sugantu, cosiddetto a tenores con la doppia T, canto nel quale si esaltano le virtù degli sposi, la loro bellezza, impareggiabile il loro amore, inestinguibile. E poi c'è una nota a piedi pagina, a fianco a canto a tenore, spiega sotto. Su canto a tenore è un canto corale eseguito solo da uomini, generalmente non più di 4. Uno di essi canta la canzone, gli altri 3 fanno l'accompagnamento.
La stessa cantilena, lo stesso rumoroso accompagnamento servono per ogni verso, per ogni strofa. Solo alla fine di questa si fa un po' di cadenza e di tanto in tanto, al principio di una nuova strofa, la voce si alza. Su canto a tenore è un canto strano, malinconico, non molto piacevole, anzi, diciamo la verità, piuttosto noioso. E questo è Poggi. Ancora, cambiano gli approcci, andiamo nei primi anni del Novecento. Gavino Gabriel, musicista, musicologo gallurese, tempiese come me, anzi io tempiese come lui, è considerato uno dei pionieri degli studi etnomusicologici in Italia, e lui ha certamente un'opinione positiva, attribuisce un valore al canto a tenore in quanto espressione, diciamo, del genius loci, cioè dell'identità locale. Gabriel è convinto, anzi ha già capito, questo lo sappiamo tutti, che ogni territorio esprime la propria musica e quindi quella musica ha un valore perché è espressione di quel territorio. In Sardegna questa cosa la sappiamo benissimo, no? Il campanilismo arriva a essere anche estremo, però è interessante perché siamo già in epoca fascista e c'è tutto un sistema di costruzione, cioè Gabriel, che è inserito in quel sistema, vanta la nazione perché non può non farlo, ma la costruzione dell'identità nazionale passa attraverso le specificità delle identità regionali. Questa è un po' la chiave e vi leggo il passaggio. E quindi dice: c'è un rapporto tra canto e territorio. Il libro è Canti di Sardegna 1923. E poiché l'ambiente, fondovalle, silvoso, brullo, sommo colle o alta montagna, piana o marina, a seconda della natura geologica, granitica, calcarea, vulcanica, ripete in modo diverso i suoni che si producono, è facile intendere come la voce umana si conformi all'ambiente e diventi aspra, acuta e cristallina nelle zone granitiche, dolce, misurata e velata nelle zone calcaree, e cupa nelle valli e limpida sulle montagne. Cioè il suono e la musica suona diversa nei diversi territori. E poi dice: il godimento del ritrovarsi in 2, in 3, in 4, in 5 voci in una consonanza ha grandemente agevolato, sommando gli influssi culturali e ambientali col canto autoctono, il formarsi degli attuali cori, che sono o ritmici o polifonici. Lui definisce i polifonici sarebbe il concordo, per capirci, e i ritmici sarebbe il tenore. Nella baronia e nella Barbagia vi sono i cori ritmici per danza, con l'introduzione di un basso speciale, grussu zuccatu, come diciamo in Gallura. Questo basso, generato da una vibrazione violenta, rauca e cavernosa nel retrobocca, non consente la sillabazione o il parlare dei canti polifonici, però serve solo a segnalare l'ictus, cioè il ritmo del passo di danza. E poi chiude così questo libro, questo è il passaggio che a me interessa di più: ogni regione d'Italia si valorizzi, cioè acquisti coscienza della sua capacità, studiando nelle più intime fibre aspirazioni e tendenze della sua gente, e questa capacità inquadri poi nella grande attività della nazione. Avremo allora e soltanto allora, modello alle altre genti, l'Italia una, e questo è il discorso nazionalista. Noi, di una ignota e malnota regione d'Italia, diamo documenti di quella sua unica espressione che ancora ne rivela senza equivoci l'anima pura e devota, ovvero il canto. Questa è la chiave che offre Gabriel. Vado molto veloce e vado a chiudere. Abbiamo varie tappe. Il dopoguerra è un punto nodale, intendo dopo la seconda guerra mondiale. Gli anni 60-70 sono gli anni del boom economico, di tanti cambiamenti sociali, e anche qui abbiamo sempre posizioni diverse, no? Da un lato c'è, questa cosa la conosciamo, gran parte delle persone, cioè alcune persone che stanno qui lo hanno vissuta, c'è l'esterofilia, c'è la passione per le cose che vengono da fuori, le cose sarde non piacciono più, lo vediamo dappertutto. Quanti paesi sardi la gente ha mollato le case in centro storico per costruirsi le villette in periferia, senza piani urbani. Metà dei nostri paesi sardi sono bruttissimi, tu arrivi, c'è tutte queste case, tutte con lo stile diverso, eccetera. E adesso stanno scoprendo che forse era meglio la casa in granito in centro o in basalto, e stanno tornando in centro. Cioè il nuovo su tutto. E quindi passione per le musiche che arrivavano per radio, pucche schifo, pucche grezze, le cose locali, la lingua, la cultura. E c'è stato molto questo negli anni 60, 70, forse anche 80. Dall'altra però c'erano altre tendenze. Per esempio c'era quello legato a tutto il movimento del folk music revival, al concetto di folklore progressivo, no? Che è un concetto molto importante sviluppato da Ernesto De Martino, Gianni Bosio, alcuni etnomusicologi, Lady, Carpitelle, eccetera. Cioè l'idea che il folklore non è qualcosa di arcaico, non è qualcosa di passato, ma che è espressione delle classi subalterne e che è capace di rinnovarsi, di essere progressivo, di incorporare per esempio nuovi contenuti sociali e politici.
che è orientato al futuro, al presente e al futuro. Il folklore non è un retaggio del passato, ma è qualcosa che può dire cose importanti nella nostra società. E connesso a questo in Sardegna è il caso che conoscete tutti, per esempio di Orgosolo, di Pratobello, di Rubano, di Peppino Marotto, insomma c'è tutta una parte, un segmento della cultura del canto a tenore che aderisce a quel movimento lì e in qualche modo propone temi nuovi, propone temi contemporanei, non si presenta come un folklore che è da altri tempi. Un'altra tappa, che è quella della world music, anche questa ci stiamo avvicinando, pre-UNESCO. La world music è un termine che in realtà è un po' vuoto, no? Perché world music vuol dire musica del mondo. Quale sarebbe la musica non del mondo? Però è un'etichetta che nasce negli anni '80 per ragioni anche commerciali e che in qualche modo veicola musiche non occidentali in un mercato che è quello invece occidentale della popular music, della discografia, eccetera. Un fenomeno interessante, complesso. C'è una figura centrale nel movimento della world music che è Peter Gabriel, che è da un lato uno dei promotori del Festival WOMAD, uno dei più importanti festival di world music ancora oggi esistenti al mondo, ma anche il fondatore di un'etichetta discografica, la Real World, che è rivoluzionaria per molti aspetti, grafiche moderne, suono digitale straordinario, e i dischi della Real World sono dischi importantissimi. E nel 96 i tenores di Bitti, Remunno e Locu incidono S'amore e Mama per la Real World. Quella è una tappa fondamentale, iniziano a partecipare al WOMAD, quindi si proiettano nei festival internazionali, il disco circola in tutto il mondo, c'è una proiezione, c'è anche in questo caso un'attribuzione di valore e una proiezione del canto a tenore al di fuori dei confini regionali. Ho 2 punti velocissimi. Uno sembra brutto, scusate, però mi sento di doverlo dire, anche il ruolo dell'accademia, il ruolo delle università. Io sono l'ultima generazione di etnomusicologi sardi che ha dovuto studiare fuori, perché in Sardegna non si poteva studiare etnomusicologia, non c'era ancora. E io ho conosciuto vari colleghi un po' più grandi di me, sardi degli anni 70, che suonavano il rock, eccetera, poi vanno all'università a Roma, a Bologna, incontrano Diego Carpitella, Roberto Leidi, e lì all'Università di Roma di Bologna gli fanno i corsi sulle launedda, sul cantatenore, sul cantachitarra, e restano senza parole. E tornano e c'è una passione di ritorno per queste cose. Poi le cose sono cambiate, da 20 anni abbiamo gli insegnamenti di etnomusicologia all'Università di Cagliari, è arrivato Ignazio Macchiarella, più di recente sono arrivato io ad affiancarlo, e io lo vedo, io tengo un corso per studenti triennali, quindi più giovani, più numerosi, di etnomusicologia della Sardegna, e ancora oggi io lo vedo questo cioè ogni anno 70-80 studenti, c'è il fatto che tu, adesso l'ultima mia laureata è di Galtellì, il fatto che tu vieni e c'è all'università il professore che ti racconta quanto è bella e importante la cultura del tuo paese, che per te, che è quello che fa tuo cugino, che ti sembrava una cosa normale o che non capivi il valore che avesse. Cioè questo effetto comunque ancora a me sembra che l'Accademia riesca a averlo, anche a far percepire a tanti giovani sardi che le cose che succedono nei loro paesi sono cose belle e importanti che meritano di essere studiate, valorizzate e così via. Avevo un ultimo breve punto che in realtà scavalla l'UNESCO, però mi sembra importante, che c'è anche la politica dietro, c'è un quadro normativo. Allora mi piace citare una legge, che è la più recente legge della Regione Sardegna sulle politiche linguistiche, che è la legge 22 del 2018, che è una legge che si occupa di lingua sarda, okay? Definisce le politiche linguistiche della Regione. Una legge molto lunga, articolata. All'articolo 26 si parla, viene introdotto un termine interessante, di arti propri. Vi leggo il passaggio perché è molto più semplice. La Regione considera il proprio patrimonio culturale immateriale elemento costitutivo dell'identità sarda. A tal fine tutela, valorizza e promuove le arti proprie veicolate attraverso la lingua sarda. Ne assicura la libera espressione, la diffusione, eccetera. Cioè, la legge che si occupa di lingua dice la musica tradizionale della Sardegna, il canto a tenore in questo caso, o è in sardo o non è. Se tu vuoi dare valore alla lingua sarda, devi dare valore anche a queste musiche, che tra le tante cose belle che fanno è anche, come dire, creare comunità di giovani che parlano, che vogliono conoscere la lingua, la letteratura e così via. Quindi, e vengono elencati, no? I linguaggi sono, al numero 1 c'è il cantatenore, poi la musica strumentale della launedda, poesia improvvisata, canta a concordo, canta a chitarra e così via. Insomma, mi sembra un segno importante anche da parte della politica. Sono passati 20 anni, auspichiamo magari nuovi interventi da parte della Regione, magari con leggi specifiche proprio sulla musica di tradizione, che sarebbe tempo e sarebbe bene. Spero di aver rubato troppo tempo e vi ringrazio per l'attenzione.
assolutamente nei tempi, e non è vero che volevo mettere pressione psicologica. Adesso abbiamo un ulteriore intervento e poi lo stesso Sebastiano Pilosu ci guiderà, ci accompagnerà insomma nell'ascolto del canto tenore dopo la sua relazione. Già come ha detto il presidente Ciccolini, Sebastiano Pilosu, come dire, tutti siamo molto felici di poter acquisire delle informazioni, delle nozioni grazie a tutti gli strumenti di comunicazione che utilizza per divulgare questo straordinario, oltre ovviamente ai suoi studi, ma anche questo impegno sulla comunicazione che è molto importante per tutti noi che cerchiamo di capire sempre qualcosa di più di questo mondo meraviglioso. Prego. Grazie Ottavio. Allora, inizierò in italiano. Inizio in italiano perché mi chiamo Bastiano e quindi per definizione faccio il contrario di quello che fanno di norma quasi tutti, che dicono due battute in sardo, salute a tutti, e poi sighi in italiano. Per cui i saluti li faccio in italiano. Ringrazio la provincia per avermi invitato, ovviamente, per aver invitato Marco, la professoressa, a riflettere insieme a tutti voi, ai cantori, agli altri ospiti, su questo nostro bene culturale di cui Marco ci ha parlato così bene, a sua volta, del concetto proprio di bene culturale, di come questo poi si è sviluppato nel tempo e diventa patrimonio dei sardi, patrimonio dei nuoresi, dei barbaricini e di tutti i sardi. E ringrazio la provincia perché dopo 20 anni, come ha detto bene Ciccolini, forse si poteva fare di più, forse si poteva fare addirittura qualcosa. E sono passati 20 anni e sono oggi qui contento, vorrei dire quasi felice, di poter insieme a tutti voi aprire questo nuovo capitolo che spero possa essere foriero di tantissime iniziative, a partire dagli studi, a partire dalle collaborazioni con le università, sia nuorese per quanto riguarda i percorsi culturali e sia ovviamente quella di Cagliari. E Geo li scriverò dedotto questa cosa io, de che gli ho sempre fai da risardo. Ha nato bene Marco, non è un pensamento pezzi meu, credo che sia dedotto l'ambiente del Sudenore. Noi siamo forse traso spagoso che quando arreionammus de musica, de suo cantico nostro, ma de altra musica sardo, de musica, arreionammus di questa cosa sempre in sardo. Sas paraulas che denimmus sono in sardo. Quando ne vediamo in italiano, è vero qualche cosa che la dobbiamo sempre istichire. E tanto questo ambiente nostro, buona sorte nostra, su sardo il bio, il forte, funziona, narada, il moderno, è attivo, è presente proprio come limba via e non come limba morta, bogata a pizzo da esadumba. No. Ed è una limba che grazie a questo canto tiene finza un certo prestigio puro. Che uno chirru noi le abbiamo prestigio da questa limba nostra e assatterà la limba puro che su cantica tenore che in tutto su che tiene come valore attribuito a su cantare nostro dai prestigio a sa limba e a sa poesia che cantammo. E però buona sorte, vado in un montone di zovano che in questa maniera si accurziano a sa limba e si accurziano a sa poesia. Io so uno che si allunghi a me, dai. Non so uno che la sera in 2 minuti, spero per cercare di luvare. Cantare a tenore dando sa Sardegna de Oe, come è nato Marco, Marco nos ha dato a zigo de commente questo tenore il bennedo a sostempo il nostro de zughi schimmus de questo cantare nostro che li schimmul da chi è a dato il suo tempo scolato
ed è come è stato considerato e come a bella bella è diventato patrimonio dei sardos. E già invece se vedo dite va capitato a pustisi che l'UNESCO ha riconosciuto a questo bene nostro de canto un valore che narra chi si ha per l'umanità. Giustamente Marco ha detto che l'endessa cosa chi lo decide che le cose hanno valore che non hanno valore, ma chi endeste chi vota decidere nulla. La verità è che i sardo lei hanno già deciso da sempre, che come ha nato sempre il Marco, perdonasi, ti mentò Vodorra, come ha nato sempre il Marco, siamo noi che separamos. Siamo noi che facciamo la tradizione. Quando sono in due, tre spizzinelli, un coreso schiappo con noi stasera. E chi mi pare di conoscere da sempre, lo sapevo con noi soi, e se mi conosciano, che non si tanto è in qualche luogo. Abbiamo cantato. Tene battori che bindi che da 7 anni. Tre zofanelli un coreso sconnoto stasera sono bene da poi scurtare, ma e questo spizzino si hanno separato di fare questa cosa. Però questa cosa non ruede gai, non è che le rutte su goi, è che a pustil di questa cosa del UNESCO non che forse le istituzioni non hanno fatto tutto ciò che potevano fare. Potevamo fare il debruso di sicuro, ma si spera che lo facciano dai commenti, ma noi sono cantatori, abbiamo fatto meda. Questo che lo brinco, intanto abbiamo fatto, sanno e tutto del suo riconoscimento, al mese s'appustisi una manifestazione in Olollai, che Olollai è Saida de Francisco Licheri, che è vice presidente della provincia, che ha promosso questa iniziativa in UNESCO. E dobbiamo riconoscere, mento fare, che tutto questo esiste e siamo noi riuniti, che Francisco Licheri ha tenuto questa idea dando, e la battita da innanzi che incoraggia e che inforza, che in tutto ciò che si provinciale da dando. Pago il mese s'appustisi, facciamo un sozio dei cantatori, e andiamo a cantare tutto canto, si imbatto il dia, solo là, 120 gruppi di cantico. Non vai a finanziamento, manco un centesimo. Sul comune di Olollai non sa da con lo zito, sa gente di Olollai non sa da con lo zito, Alberto Salgiannas, abbiamo cantato i Salviesi, sa Sprattas, Ottavio Nieddu, Bifida e Lando, organizzando, l'abbiamo grammato per fare questa ripresa, abbiamo fatto forse questa manifestazione brulbella mai fatta in Sardegna subra a sa musica di tradizione orale. Una cosa che non tenia fine. 1000 iniziative, tutto a inghirio del suo cantatore. Normalmente che una paia non siamo fin al mese ubriados. Ma non ubriados in un senso male, insomma, a un certo punto è nascita questa discussione che su cantatenore vidi sa colonna sonora di questa cosa, no? E appena su resto questa colonna sonora, este su chi prena da inghirio. Questa cosa este su cantatenore. A inghirio potremmo sprenare tutto del su resto. A reio non commentare questo che sto facendo e 1000 altre questioni. Studios e donzi cosa. Ma su coro di su che siamo facendo e su cantatenore. E gai abbiamo fatto, e gai il vestito, e non va più bene quasi a fare una cosa che è bella, che è manna, fatta che sa volontà di tutto lo scantatore. Vamos a provare però, che noi che non ci arrendiamo facilmente, vi proviamo a cannuieni. Però questa è stato spettacolare. Battorano l'abbiamo fatta, ma che il primo non andava bene. Teniamo su qualche fotografia del suo passato. Bellissima fotografia. Questa è una fotografia di un fotografo sardo, certo, Franco Pinna, famoso, bravissimo, e che nos ha lasciato fin a sopra su denore questa fotografia spettacolare,
Questa è una cantata in Silleri, in Orgoso la Sasettida. E può narrare commente su mondo cambiata, ma noi il bisemmo su. Questo è Sagita Colata in Ozzana, una fotografia di una fotografa che spago con notto, si era Bustiano Piloso, de spaga fama e finza il dedo un venitore che ad abbarrare su chi è scommo. Però documentare è importante e questa è documentata una cosa fatta a Sagita Colata in Ottana. Questa è un'altra fotografia di Susanno Schimbanta, famosa meda, fatta da Pablo Volta, un fotografo istranzo, che ha dedicato me a Sardegna. E io ho proposto la parola su titolo, so scumpanza, so cantare, che chi so scumpanza, però so scumpanza. Noi sentiamo, questo è un Urzulei, un'altra volta sempre il di Guduzio, di Bustiano Piloso, 2 anni scommo, in Urzulei, bisogna so scumpanza, so settito, so una gradinata, cantammo, come bisogno, sul microfono, spero che tanto non bivini, è organizzato come questa volta, può lo fare intendere a Pablo Volta, questa volta non lo fare intendere tra noi. E poi questa questione del suo palco, del suo cantatenore, che è stata mentofata, chi ha fatto un meda poi su cantatenore sul fatto di calzare a suo spalco, di essere sparis a sa musica, di essere amplificato, di tenere sos cantatores top, curioso che si mentovano ad essere sconnotto, di fare il disco, so una cosa importante che l'ha manteso vivo in anni so vinza le difficoltà. E oggi siamo in Orticale, che si canta in una pratta, sotto la tecnologia de oggi, può fare, fatto come si tocca, che in un passo però può accurziare questa musica che la valare dai su parco, tornare in mezzo a sa gente, cantare chi in sa gente e che non abbia troppo distanza tra pubblico e artista. Abbiamo fatto un censimento, questo può narrare. Sì, è il vero che non si è fatto meda istituzionalmente, d'accordo. Però questa cantare nostro tiene una forza che non pare vero. Non pare vero. Oggi, questa banda di su chi vuol far guidare, ha fatto su conto dei sostenori attivi che bisogna in Sardegna, oggi proprio. Oggi su che 8 no? Su che 8 di Natale, su 2025, 108 tenores attivi. In 60 battle bidas differenti. 108 gruppi, pochi non comprende la parola tenore che narra il gruppo, coro, non che narrare il singolo cantore, questo è in italiano, noi siamo fare una parola, il sardo, che sicuramente pare d'amica di curarsi italiano, ma suo amico a volte sti traica, ti fa che credere che è un cantatore biano, quindi battono chi cantano 4 tenores, no, uno tenore. Poi bene, tenore se vede che era inizi 8 dei cantatori. Quindi su questi cantatori oggi sono riuniti in 108 gruppi che andano a cantare in sospalco, in salfesta, in ogni occasione, che sono gruppi organizzati, cioè sono vari gruppi organizzati. La cartina della Sardegna è scusta, tempo de oggi, bazzona già, come potti del bidere, mi lo leo questo microfono in mano, vi la fa qualche cosa. Questa cartina che commente potti del bidere, e a parte che il rassa non va con la Sardegna, no? Che commente è sproiettata, mi l'ha dirrassata zico, e screschi da puro, in questa zona del Sozzastra, 20 anni scommo, non vi cantaiana, custa me, in che in basso, bisogna, che custa il bid di Geddas, e altro il bid a spuro, non vi cantaiana. Però questo tenore non solo si mantiene in salbida sumbe funziona, e stai colonizzando.
colonizzante, poi va due opinioni sopra questo, no? Bello, che su tenore che entra dentro un zida adesso a Sardegna. Attenzione, che hanno il guasta una tradizione, ma due opinioni, già la stanza volta al due, attenzione, non che gli onarre scomo che io mi chetta un'ala, c'è uido su chi ruono. Un tenore mi pare che beste, come non sono sicuro se sta in Porto Scuso o in Sant'Antioco. Fatto un tenore. In mese s'ambiente nostro, e tanto torniamo a questo, Marco, al suo ragionamento. Chi lo decide di? Sa gente è libera, grazie a Dio, e spero che a Berremma sia libero, in sostempo il benidore il difficile che si sono proponendo per noi, ma siamo liberi di cantare su chi non spara, no? In donzi luogo, chi è che tutto sul diritto di cantare a tenore, di stroccare a chi si sia, di inventare un cantico, siamo liberi. A Saterala è una questione di appropriazione indebita, no? Di casellende su meo, che se si intrende a domo, che su tenore il de domo, Marco l'anna due, è scollegato a questo territorio, è scollegato a noi, è scollegato alla lingua nostra, è scollegato alla poesia nostra, è scollegato su chi ha fatto babbu, su chi fa chi ha manneddu, zio mio cantava tutta la vita, è come due di che nel dai Porto Scuso, ma va che su piacere. Barra canta, si chiarese, ma non bessa, sa fuori a narrare, e tanto in quel bicchiere di equilibrio, che chi decide di i tende scanta a tenore, i te che a scantare a tenore, i te valore dene cantare a tenore, apparre il meu, lo decidi sa gente, lo decidi so scantatore, salbidasa che l'hanno manteso, questo lo decidi. Quando noi facciamo su piano di salvaguardia, cale canta a tenore salvaguardiamo su tenore di Boston, su tenore di Tokyo, bisogna, e io sono contento che bisiene, ma contenta vero. Ma se noi nos impegniamo come cantatori e spero come amministrazione, e può imparare su tenore di Bitti, su tenore su contratto di Seneghe e finza a Zigo, su tenore di Torpeno, che poi come tenere a Salima è il più bello che c'è, questo del Torpeno, se andiamo proprio a sa sostanza. Poi vado una questione che adesso al Biddasa in un si canta sono che intuide al circa tra cuddas dessa tradizione, cuddas che hanno recuperato e cuddas che si l'hanno inventato. Che intuidas in Sardegna, che intu e sono bello tanto, un quarto di dotto e sono meta, poi bisogna 77 idas che vagano bum bum bum. E bindata tra il 23 che fa sto eccetera salvo che non sono culturali e poi binda 7 misurata proprio che tenne uno e attero orticale, rosei, irgoli è diversa il binda che tenne uno cantico e sattero e no che bividi in nugoro puro che sei stato perdito ma bividi in nugoro puro so scantico del suo scuffrate se canta iana non mi chiama dal Maria su miserere stabat matere che si canta cantatore tre mizze e battordichi de gusto schiproppi in ammustenore boghese de ula misurato contato a suo numero 3 mesi e battordici che siamo resistiti a censire este un censimento per difetto non ser tu per eccesso che numero San Benato e tutto il resto ischimmus chi sono come se molti pruspuro dai 2 anni sa come una parte non bisogna prusu che sa vita il fattagai arriva ad un'età, ad una situazione che non bespruso ma ben adatto al zovano in questo elenco questo 3 spizzino del nugoro non bisogna curioso che amo a intendere il luogo non bisogna quindi questo spizzino non bisogna in questo elenco di 3 mezze batturdichi no voi bisezzi tu e bisese tu e bisese tu e bisese tu e non disco non mi lamento tocca di abbadare il elenco bitticheso che è il fatto che hai questa questione uno po' uno
Commente bacchentu iddas a bacchentu collaboradores o prusu può fare questo travaglio. Fatto da queste associazioni che siamo unendo, questo l'abbiamo fatto pare sconsidere, per un finanziamento che viene dal Ministero italiano, Ministero della Cultura. E grazie a questo abbiamo fatto il progetto Modas, il progetto Isterridas, abbiamo fatto il progetto Ziradas, e come la regione Ocannu, per buona sorte del suo canto a tenore, ha finanziato un altro progetto che si narra Amparo e che noi teniamo in mano scommo e che abbiamo a fare da Ecommo a su mese di marzo, 60 battero manifestazioni di varia maniera. Salbidas, hai dite questo grafico di Salbidas, guardas in arte in alto. Sa Brusalta è storgosolo, sai due, scusa biaita il nucoro, e chi vi manca angalo questo spizzino. E quella groga che si vede alta è tutto estuliana. Poi satter arta a Curza Orgosolo a mano manca, cussa è storune. E tutto il resto, che in tutta questa situazione di diffusione diversa, bidda, boidda, che attento brus prestigio, attento brus cantatores e famados, importantes, eccetera. Queste sono salzonas, Barbagia, Nuorese, Baronia sono curdas prus in alto e poi bisogna su resto. Questo sono su canto dei sos pastores e questa è un'altra questione importante. UNESCO ha nato chieste su cantico dei sos pastores. Andiamo a contare oie, noi facciamo de su oie, erisi vi su canto dei sos pastores, su 90% dei sos sardo fin pastores. Di agarrare il bidere di chi è vini questo scanto sì, tutto e poi finza se uno vidi Mastroelinna no? Fa che a su carro po su pastore o po su massaio o uno fa che da commente a Tanielle no? Scarpones Bottinos Cambales e Gai lo fa che po su pastore no? Chi pagaia da poi questo è un altro conto che luego deve essere un libro sulla sua vita di Daniele Cossello, autobiografia che ha potuto finza sonere ma sonore pure di scrivere io a Zuendelu a contare la vita sua di Daniele, una vita dedicata a suo canto a tenore che deve essere su mese e annagli uchieniti. E invece sono mestieri si sono gusto di salvita nostra ma pastore pure mi pare che se non sbaglio este sono di chi pochento. Adesso scantatore a tenore, abbiamo fatto un censimento che hanno risposto chi impiegento schimbanta e quindi è un campione abbastanza numeroso di cantatori, quindi se mi fai dente è un di chi pochento. Ma bisogna, se abbaida del bene, tutto questa corona, bisogna tutto sul mestieri possibile. Bisogna impiegato su battore di chi pochento, più di sos pastores. In mese a sos che cantammo soie, artigiano, su 3 pochento, i studenti, su 8 pochento de sos cantatores e sti studenti. E credo che sia crescendo questo. Operaio e su Brusalto mi pare che su De Gennosi non lezzo male. E poi bisogna tutto sul mestieri possibile che si facciano in tutto, sul centro della Sardegna e Salbilla nostra in un besi cantata. Questa è la realtà del suo canto a tenore oie bia e che si adatta a su mondo de oie. È una cosa interessante a me da estesa media dessa edade, che a questo pure è un fatto importante. La media dessa edade è 40 annos, la edade media del suo cantatore. In altre culture, fuori dei noghe, in Europa, in altre zone, tutta questa musica di tradizione sono fatte da ezzos, la media è 70-80 anni. La media nostra è il 40 annos, ma non naro solo media aritmetica, no, che se poi la confrontiamo sa mediana, cioè in sa distribuzione de sas edades, sa mediana è il 44, quindi la distribuzione è regolare media, sopra e sotto sul 40 gimbe. Sa moda addirittura, cioè su numero di sos cantatores che si date Brusalta, cioè Brusalta che gli narra, sa presenza Brusalta voi dates, est 29 annos, a inghirio de sos 30 annos. Vado un numero di cantatori come un picco in questa data. Questo non dai di un segno, un ammo di essere bio su canto a tenore, deve funzionare finché c'è la generazione il noas.
E te siamo facendo come che in questo progetto scamulnato, laboratorio di sasi scuola, poi te, come non una verità, salbida, quando abbiamo il mentovato su denore, che abbiamo già fatto altri prima di me, salbida fin bias sprenal de bizzinnos, che hanno mi sono pensato io che so del boom delle nascite, che so boomer, tanto fimmus meda vicino, come non bindata. E non bel manco usa maniera di sabboiare, che a tutto canto si è serrato in saldommo, si è diventato inizio a vita e su telefonetto, in social, non beste tutto sa vita che abbiamo sconosciuto noi si sa carriera. Imparando e conoscendo e fai dentro tra noi, non be spruso, un be la boia ad un umano, a uno giovane vuole imparare, un be che l'impara. E oggi si impara da esa registrazione, da YouTube, dai 1000 sistemi che sono di seconda mano, no? Impara non dai conduzioni, ma dai su che è registrato conduzione, non è in diretta, non è presa diretta, è una cosa diversa. E tanto noi andiamo a sasi scuola, in non be sospizzino il bisogno. E facciamo queste attività. E poi facciamo la documentazione che uno graso abbiamo a fare il finza scusa del suo passato, che abbiamo un montone di archivi privati. E questo già pensando Marco, che sul progetto l'Abimus, che sull'Università di Castello, che sono già cogliendo un montone di materiale, ma che abbiamo a travagliare che nisso si può fare un travaglio umano sopra su denore. E stiamo facendo questo del su denore di oggi, beste su podcast. Ha proposto proprio a Tanielle come esempio. Su podcast, poco bacchi in 97 puntate e come da esa guida quinta da bessire attera al 48 che arriviamo a una schento e come comincia tutta una chirca può arrivare a 160 puntate ed è arregionata individuale e personale di voi che vivete tu vi visto che besese in questo podcast è arregionata sopra a Sudenore. E poi facciamo sul laboratorio aperto in Salbidas, poi chi è cantata, invece di serrare a fare queste prove a contusou, a beredi e dare possibilità a chi è che di imparare ad accurziare e di cantare. Cantammo i solzilleri spono che tornare alle aree su chi non canfurato, dai manos, cioè su luogo, in umbe si cantaia de brusu, cercamo di tornare alle aree mano in Salbida nostra, del centro di Salvias e del logos della socialità di Salbidas. E noi che la gabbo e gramo a cantare, che non le applauso né nulla, gramo a cantare su sozio tenore Nugoris. Questa provincia, questo che cantano io, non lo sapo separato al geo. Sono come a me e tutto, lo stato invitato Ottavio, ma sopra un'indicazione generale che è alleato da questa provincia di Nugo, e cioè su fatto di rappresentare Vinzasa un bel possibile sol zovanos che cantano, sol mannos, ma sol zovanos pure. Poi su de Nugoro, mancare bappa da atteros tenores e de gente manna, e Gaian separato di vagare cantare questo spizzinnoso che noi il nammusu, che sono zovanos, che noi siamo il bezzos, ma se andiamo a baidare, che i zovano non sono, Questo so. Domandiamo a Gabriele, da quando si scantene, quanto sanno il Gabriele? 3 che ormai. 3 anni si scantene, e neste zovano, ma bubbia che quando il gai non besprul zovano uno. Sono zovano, ma cominciano a essere mannitto, sono gente che ha esperienza, ha cantato in un montone di occasioni, un montone di logos, e come lo sentimmo e diamo un giudizio. Alla contare sa vida in comune, dai quando a su mondo so venido, su 1871, su 3 che è annario, sono nascido
e tutto contentato sin nessuno cavio primogenito fiorito naschiu e allevau in allegria cu fortuna e babbo e mamma mia. Giompidoso sesa norman bocado asa campagna da e me noredo e asa campagna ma da e ma minoredo su primo loco ma che mana mostrato su primo loco che mana mostrato fissa montagne palarde castello fissa montagna de pala ma de castello e ini e miso e ambientato da esende minore a pastoredo e da esende ma minore ma pastoredo de palar de castello e solo mene de palar de castello de solo mene montagna situata e sorto bene e ma de montagna maggetto di sorto bene montagna maggetto e sorto bene alla contare esa vida in comune dai cando a su mondo so venido su 1871 su 3 che annario sono nascido Cando i días as bellas campañas, cando i días as bellas campañas, mudadas de piantas e fiore, mudadas de piantas e fiore, m'alligrava su coros ad intrañar, m'alligrava su m'alligrava su coros ad intrañar, ma t'incantau cavio minore, ma t'incantau cavio minore, cando i días as bellas campañas, cando i días no ha povido giocar ne iscola, cavi prosa campañas alegría, girava vina manco miseria, girava china manco miseria, girava china ma
Giraba kine mankumise dia, giraba ma giraba ne giraba, ma sosetan fiola taresu, chi se bedani che da vola vola, chi se bedani che da vola vola, ma pupa non che da vola e tesu, caparia se bedandane sola, caparia se bedandane sola, caparia se Caparia se bedandane sola, ma pupa non che tavo, ma pupa non che tavo da e tesu, caparia se bedandane sola, cando i diasa, cando i diane, cando vi dias arbellas campagnas, mudadas de piantas e fiore, malligrava su corosas intrañar, malligrava su corosas intrañar, ma t'incanta un gavia minore, su caleggi se estropiar montaña, situado nella su redentore, situado nella su redentore, situado nella su redentore. Sta a cantare Bagu e Pizzina, cantiamo poi senza microfono, senza nulla, canto uno spare. A dopo. E come Zerriausu, sono giusto, Zerriausu invece di un'altra provincia, uno denore che sai di solo si narra contratto, e quindi su contratto de Sene che può piacere venite a cantare, chi è un contratto invece se a me sapere tra Zovanoso e Mannoso, teniamo Antonio Maria e su Vizzu e un nepote forse sì, parentesi, adesso Scubadda, Antonio Maria Cubadda e Demetrio che è zio Brulzovano, ma se musinie dessa generazione nostra namus. Questo che dite bade bello all'intendere proprio in fila a pare sono chi satiro. Poi quello che viene sempre il Marco Dando, che su territorio marca forte la maniera di cantare. E la musica intende proprio senza bisogno di spiegare nulla. Ma parliamo già di come si pone, già cambia tutto, la maniera di pensare su cantico e di cantare. Su contratto de Seneghe, de Antonio Maria Cubadda, che in Seneghe donzi cantatore, pesadore, tenete su contratto su. Questo è su contratto di Antonio Maria Cubadda. L'intendimmo su? Che era il narrare due cose, che era salutare? Che ha fatto una relazione, manna di auguri, insomma. No, da faccio corsa. Mi fa pregare che un dottoressa Serrelisi ho fatto pausa. Io 8 giorni a 2 porte. Chi da passare in Santo Lussurzo può legare di biodiversità ambientale e animale. Fu una mostra che trattava su Montiferro, dell'ambiente del Montiferro e della vacca sarrubia del Montiferro, del Sardo Modicana. Quindi questo foi di biodiversità che ormai si entrava in allegato nostro zai del buon variano, fa comprendere che a noi teniamo la fortuna di essere l'isola più bella che esiste nel mondo e noi di essere biodiversità di pormanna, di animali, di gente e di tradizione. Pedra dura, super, basa e costante. Chi vos impere a samuda boscagliades. Proitenesi a mieno lunades, che vunus ol vostros habitantes. Funo minesco moneson
gigantes, erede de misterio encerrades, pro nobis curiosos ignorantes. Morimolo. Chi es qui vos ha posto sovrapare, cando commente poite bosana. Morimolo. Fatu vodum babbeto. Imperitura opera umana, se esiste testimonia seculare. Ma sa genesi ostra esconsa. Ma sa genesi ostra è cosa arcana, badimbiride, 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 da vede accompagnante sa a ballo due Dio sono, tu sa forza gai, badimbiride, 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 signori mi comma sono, cisterini da dell'appuni è morta schiera brutta di amore badimbiride 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 baumero questo solo dessa cantata dessa grega gente tu naracchi costa gente festone e vecchiata boe sabatica badimbiride vai all'ellenare domba badimbiride badimbiride il vecchiata boe sabatica e del ballare deniata e non è salute e desi badimbiride 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 forse il primo ballo santo e non ore che c'era e da cambiato un ballo in questo doso badimbiride badimbiride vai all'ellenare badimbiride badimbiride bauboro de ulente sulla a fiotto prendente sasando a balladore c'è di onore badimbiride vai all'ellenare badimbiride badimbiride la Sardegna mia cagaramisa se che se penso dunque ballando ballo zanzelo sulla tese badimbiride 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 la domba. Don Ziolta non lascia una bocca aperta come vi pabaità da Marco Luzzo no, quando vi discutendo. A un certo punto ha fatto un passaggio che vi incantene l'alzata del corpo ma Marco ha fatto questo che Don Ziolta bescusso un passaggio interno bescusso alzata che fa chi di 5 troppo bello un altro applauso per lo Faghino grazie. A Satterumare come candammo su, a Salmarina al de Orosei, tenore Antonio Milia, venite ai noghe pure tenimmo su una miscela che in parte è il familiare, attero su un panzo de su vizzo, de su cantatore, dettore Mula, che sicuro è che a me Antonio Maria, gente adesso sanno schimbanta. Io so bene di Orosei di cui da vita schiappo mento vado innanti, si un bedene, canticos che in boca il di Ula e canticos che in boca è naturale il namo, su non di Ula. Chi fa che ne sa chi da santa,
E quindi una tradizione bellissima, chi non è andato a vedere al cerimonia del Sagrada Santa, a scantata, a biante, che è vero, bello, interessante, e poi chi è religioso ti tocca finza, ti tocca che è una pregatoria che le ha saida in tre, ora è una ida meta religiosa, e chi è di una partecipazione che non è solo dei sos che cantano, ma che è tutta saida che ascolta, che è bella della vivere. Come intendiamo sulla parte culturale, e te facciamo su. Che seria. Cioè uno canta in tutta la voce già di vita. Perfetto, e poi uno ballo lo fa chi? Che mi sono torturino ormai. E su torturino. Poi faccio quello prima, fare tre passi, così. E le termino. Se non ti stenta troppo, va che su Picheres. Mamma disconsolata e te minarás, che soccorziosa Dio a te dare. Abbracciami che tenso de andare, naracale augurio mi prepara. Disconsolata e te abbracciami che tenso de Cristo temeroso reso in non che io che piangar mamma mia. Mamma disconsolata. Mamma chi so a abbracciami. Conseguire non posso. Sotti Cagua
Senti che due mare leno venite a mallentare sulla orea. Con semana tandaco mi sueno y mayo tira molinoso primor de lampadas el Mahama el Mahama el Mahama el Mahama el Una domanda a Bolfago, ma vuol dire appare il giusto di ammisturare tutto e ne fare un unico? No, poco questo progetto su primo si narra a moda, poi che questa biodiversità che è nato Antonio Maria a barrere, che imparare su cantica a tenore, che renarrere, imparare tutto questo al modo al differente, pare tutto uguale, ma come si intende è tutto diverso. È tutto bello. Da esa provincia, da Taresa, sono venuto dai Diesi, su cui sono Santo Ioanne, questa è un'altra cosa bella da narrare, no? Tanto, posene che ha mulnato su contratto lei a su numene del suo cantatore, su contratto di Antonio Maria Cupadda. E Gai è stato su contratto di Bullitta, eccetera. Questo geste su consonu, casa parola de diesi, es consonu, non tenore, non contratto, non concordo, es consonu. Su consonu de diesi de Santo Ioanne. Un montone di oltas in mezzo al bida sul numero sono dedicati a sos santos che si vestano. Un altro poi la musica intende il dopo, ma non abbiamo appustisi, de altro il numero, de logo, de saida sul monte,
sitos archeológicos che danno su numene chi è identitario, che narra semul dei no che lo dedicamo a su santo nostro, lo dedicamo a su sito nostro che è su simbolo di Ida, a su monte che teniamo in Bida, come su Pramonte in Orgosolo, da esempio, può essere simbolo di una Ida. Su Consono Santo Ioanne, una maestralina la dobbiamo fare. Due al maestralina, al nono che facciamo una sera, una maestralina, un ballo che non sia troppo lungo. Andà bene? No. Però facciamo su finta sa maestralina, poi te lunaro può fare intendere una qualità di cantico che sta zico differente. In umbe su tenore, ripeti, sa sparaula che canta sa oche. Che sono particolarità che in certa albida si sono mantesas e che teniamo il bellettotto in solgosos, per esempio. O i salgrobes che si niano. Prego. Essendo chi sa vita è transitoria e i pari che buttio delentore. Passamos a Silturia, massimo che a merito minore. Lasciare la gheria una memoria in qualità di improvvisadore. Pochi mi intendono poi essa Dio, so chi non m'ha inteso, sende io. Essendo chi sa vita è transitoria e i pari Innamorata mia, un anno come la poiuta s'avverta caddo in sedda, si innamorata la poiuta come mi toppa de non mi
mi faedda, parecchi le pavatu danno in domo, come mi intoppa. Campagna bella amorosa, 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 nido de Chapagamena, nido de Chapagamena, nido de Chapagamena, va che quiero serena, che quiero re serena, va che quiero re serena, s'anima come afanosa, che se la degustosa, sa che non tenia pena, campagna bella amorosa, campagna bella amorosa, campagna bella amorosa, campagna bella amorosa, pizzina in a ballare, siamo da Diesina, siamo da Diesina, siamo da Diesina, bella secca un'arena, di poter amare, pizzina e a ballare, siamo da Nugore, siamo da Nugore, siamo da Nugore, siamo da Nugore. Un'altra volta lo facciamo su acustici. Come siamo luogo associato, abbiamo nato che vedi con su tempo prodotto canto, se no, ma quello che hanno cantato prima, poi devi risparmiare, ma non e alisco io, ma ho fatto che io ponzimento su Chiminarana, grazie a suoi amici di Diesi e questo pizzino. Questo suo cantatore nuovo, come avete inteso, è più rara questa cosa, però questo pesa poco, canta un zovano e lo signi solmannos. E serrammo schimbitti, venite su tenore romanzesu, proprio se la pronuncia bittichese è romanzesu, de vizi, zovano se tutto, che già poco noto che hanno fatto il facente sa chirca, poco noto a tie, sa volta, che hanno fatto questa intervista, se intervistiamo il manno se minore, se in un'occasione appena intervistata io commenta, poi vi suonatore di sonette pure, è Selgano suonatore di sonette. Tempo perso. Tempo perso. Non veniamo, quindi non ne sono. Come no, però se sta possibile è suonato pure. Sono musicista, sono pezzi di cantatenore, fa che un'altra musica, su Brussarda, ma adesso è azienda di musica di dotto.
Però su cantatenore, magari pizzino sono impegnato il me da commenta sempre il fatto sul bitticheso, l'hanno sempre stento di essere organizzato, preciso, sì, de finza come si presenta, una badia de bollo, pare in una sfilata de moda sarda. E questo spizzino, come azienda, finza come tischi in cantare a tenore. Amadanin fa canno ischidas tue, si esta ancora notte vaghi dia. Contemplare ogni ora tie, anzi non dia tenere in due. Io andare in continuo come te vera non correnne a mia. Con un mansino mi ama il mio chi e chi dai me sa morte sperdonata. Si pensando se insaeran e canno tu e ti schidan l'infamata Sospiros che ti adornan in sa testa son che ben tu vilado a su per naso son che si non si salva manto chi es tu terrena, es tu nunca Hoy te Salmano d'una bata sole bian, hermanos tu ens poten similare, ma non fattas per poter recamare, ma non fattas
Canno tu